Si sono celebrati ieri presso la chiesa di Fontanella i funerali del giovane Alfonso Taglialavoro, meglio nominato come Fofò per gli amici che lo conoscevano. Tanta la gente che ha assistito commossa alla Santa Messa officiata da Don Giuseppe Veneziano. Tantissimi gli applausi e la commozione di molti amici presenti, tra cui Tamburinare di Girgenti, che ricorda la presenza durante la festa di San Calogero, cui Fofò Alfonso era molto devoto, e hanno così voluto testimoniare il loro affetto verso il giovane prematuramente scomparso e tolto alla vita, dopo che al ritorno da Casteltermini era andato ad accompagnare la sua ragazza a casa dove la stessa risiedeva. Fofò non ha più controllato la sua auto, una Volkswagen Golf, ed è finito improvvisamente in una scarpata fuori strada per tutta la notte, fino a che i genitori, preoccupati per il ritardo del loro figlio, sono andati a cercarlo personalmente. Da qui la presenza dei carabinieri di Comitini che, avvisati da un passante alle prime luci dell'alba, accortasi dell'auto fuori strada, li aveva avvisati. Tanta è stata la commozione allorquando la bara bianca ha lasciato la chiesa di Fontanelle e di Agrigento, con l'accompagnamento dei tamburi di San Calogero e i tanti palloncini bianchi che si sono alzati in cielo, con uno all'interno che citava quel cuore rosso, simbolo di eterno amore, e un altro con la scritta «Sarai sempre nei nostri cuori». Il pensiero è andato anche all'altro giovane, Angelo Macaluso, scomparso nella rotatoria nei pressi delle Vigne, e all'altro giovane di Campobello di Licata, che anche lui ha perso la vita presso la rotatoria Giunone a bordo di un Fiat Doblo. Preghiere sono state fatte anche all'altro giovane che a bordo della sua Alfa Romeo è andata a sbattere presso il muretto della rotatoria della strada statale degli Scrittori e ricoverato presso l'ospedale San Giovanni di Dio in prognosi riservata. Lo stesso è stato nel frattempo trasferito presso l'ospedale civico di Palermo per ulteriori e più approfonditi accertamenti. Intanto la persona alla guida dell'auto Alfa Romeo non si trova ed è attualmente ricercata dai carabinieri di Agrigento, poiché non si riesce a identificarlo ed è andato via senza un motivo.